Va bene. Lo sapete, abbiamo comprato 450 pullman nuovi, arrivano 50, non 20, con 20 non ci salviamo. Ne arrivano 150 a marzo, i primi vengono a Rieti, dopo 12 anni abbiamo comprato 450 pullman. A marzo, adesso non fate marzo quando, dovete dire meno male che dopo 12 anni arrivano 450 pullman. No, ditelo pure nelle lettere, perché sembra che uno più fa le cose più... Vabbè. Al 31 marzo possiamo fare il rendiconto? Arrivano i pullman, la gara è stata bandita, li stanno costruendo e dopo 12 anni il Cotra, che ha il parco auto più vecchio d'Italia, finalmente ha 450 pullman nuovi e entro fine mandato ne compriamo altri 400. Aspettiamo, è una ditta molto fast perché se stiamo alla gara e devono costruirli, io lo so che voi siete scettici perché non ci credete. Noi siamo scettici per esperienza. Ma però se guardate le cose, la gara è stata bandita, è stata assegnata, li stanno costruendo, ci sono tutto in trasparenza e arrivano i pullman. Sono peggiorati in tutto il Lazio perché i pullman del Cotra prendono fuoco perché sono vecchi, perché hanno sfasciato l'azienda, forse hanno rubato, e io pure lo so e io ho risolto il problema. Grazie, sappiamo che c'è un ricorso di Marchionne, speriamo che nessuno... I ricorsi purtroppo in Italia ci sono imprenditori che qualsiasi bando fai fanno ricorso, sono tutelati dalla legge, noi vinceremo per la legalità e arriveranno finalmente, ripeto, dopo 12 anni i pullman del Cotra nel Lazio, perché abbiamo il parco auto più vecchio d'Italia, perché per anni il Cotra ha fatto schifo e sono state imbucate. E io pure. E allora spero che sappiate, siete contenti? Buongiorno. Buongiorno. Che la carenza degli autisti nelle altre province è stato fatto e a Rieti dovrebbe sbloccarsi, aspettiamo la concretezza anche di questo, perché se poi non vorrei che arrivano gli autobus e mancano gli autisti. Prego. Grazie. Prego.